Siamo con Francesco Dal Corso, un genitore di un alunno della scuola Santa Barbara di Mestre. Ecco, questa scuola dal 20 di dicembre non è più stata pulita, qual è la situazione? Al ritorno dalle vacanze abbiamo scoperto che le scuole non sono più state pulite, le maestre ci informano che c'è una situazione molto difficile a seguito dei tagli introdotti dalla spending review del Ministero dell'Istruzione. L'azienda che ha vinto l'appalto ha comunicato una riduzione del personale che nella nostra provincia potrebbe arrivare anche all'80%. Il nuovo appalto riguarda 3 regioni, quindi solo in provincia di Venezia sono interessati a quanto pare 5.000 operatori delle pulizie. Il prefetto non si è ancora mosso, speriamo lo faccia presto, perché diversamente le ASL saranno costrette a chiudere la scuola. Noi siamo molto preoccupati perché in classe con mio figlio ci sono dei bambini che hanno problemi respiratori e quindi puoi immaginare che la classe non pulita, oltre a un fatto igienico, evidentemente comincia anche a diventare un fatto sanitario.